Sì, oggi è un orgoglio, oggi è una giornata davvero importante per noi, è una giornata importante per l'Università di Padova, è una giornata importante per la città di Treviso, quindi diciamo l'Università di Padova e il territorio. Noi circa 7 anni fa abbiamo preso la decisione di istituire un corso intero proprio qui nella sede di Treviso, quindi al Cafoncello, quindi sul territorio. Lo abbiamo fatto in un momento non facilissimo perché eravamo in pieno Covid, per cui tutto l'accreditamento anche ministeriale è avvenuto, diciamo, in maniera un po' peculiare. E poi finalmente siamo partiti e oggi con orgoglio abbiamo i primi laureati, o meglio oggi le prime laureate in medicina e chirurgia qui nella nostra sede di Treviso. Non è corretto parlare di una sede distaccata. Non è corretto di parlare di una sede distaccata, nel senso che noi le chiamiamo sedi decentrate, però ci teniamo moltissimo, è sempre l'Università di Padova, per cui in ognuna delle nostre sedi che sono decentrate rispetto alla città di Padova, i nostri studenti sono tutti studenti dell'Università di Padova, per cui godono degli stessi servizi che hanno gli studenti che invece studiano in città. La maggior parte delle persone che si laureano oggi sono donne. È un La maggior dato. parte sono ragazze, questo non ci stupisce, nel senso che sono sempre di più le ragazze che entrano a medicina e chirurgia, quindi che decidono di affrontare questo percorso di studi, e poi tenete conto che comunque le ragazze sono numericamente superiori in tutta l'università rispetto ai maschi, abbiamo circa il 54% di ragazze in università rispetto ai colleghi maschi. C'è un